Buonasera a tutte e a tutti e sono molto contenta di vedere questo interesse perché noi stasera diamo inizio a questo ciclo di lezioni della storia, come le chiamiamo da un certo numero di anni, ormai dal 2019, ogni anno. Abbiamo scelto questo tema della popolazione sapendo intuendo che è un tema molto caldo e che interessa un po' tutti. Siamo ospitati oggi e anche in futuro altre volte dall'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti che ci ha dato tutto il suo appoggio e che ringrazio in modo particolare. Ringrazio in modo particolare il suo presidente Andrea Rinaldo che adesso farà un saluto e che sperava di poter essere qui, non si è sentito bene, ha dovuto andare via oggi e quindi si collega online e gli do subito la parola. Ringrazio brevemente anche Luca Gentilini di Linea d'Acqua per l'organizzazione, per averci aiutato ad organizzare tutto questo insieme di questioni e poi vorrei raccontarvi un po' perché l'associazione Progetto Rialto che io presiedo ha preso questa iniziativa e vorrei darvi un po' conto anche dell'elenco delle lezioni che voi vedete nella locandina che è dietro alle mie spalle. Ma lascerei la parola prima ad Andrea Rinaldo che ci segue a distanza e farà un saluto, credo, o un Sono discorso. qua, sono qua. Grazie Andrea. Mi sentite? No, grazie a voi. Io sono desolato, veramente. Ero in istituto stamattina, ma ho la febbre, ho preso l'influenza banalmente come circa 2 milioni di italiani. Volevo darvi il benvenuto e ringraziare diversi di voi, ringraziare Donatella, Luca Gentilini per questa idea, per questo progetto, eccetera, questo Abitare Venezia e l'idea Fra l'altro il dibattito, come diceva Donatella adesso, il dibattito sulla popolazione veneziana nel passato, fra passato e presente è particolarmente caldo perché un'idea di Donatella Calabi che io condivido in pieno è molto controversa in città e riguarda proprio la demografia della città e il significato della demografia di un centro storico nel confronto con altre situazioni. Quindi sono particolarmente contento. Questa sera il mio amico Giampiero Della Zuanna è un grandissimo esperto, un grandissimo statistico e parla di un tema fantastico che è la fine dei veneziani, la popolazione della Venezia storica nel XXI secolo e credo che lo seguirò con grandissima attenzione, scusandomi ancora una volta per non essere con voi lì, ma vi ripeto, forse facevo peggio se stavo lì perché probabilmente sono infettivo. Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie Andrea. Grazie molte Andrea e avremo modo di riparlarne, di riprendere il discorso. La popolazione veneziana, il titolo del ciclo intero è Abitare Venezia, la popolazione fra passato e presente. Che il tema della popolazione sia un tema assolutamente caldo, credo che sia chiaro a tutti ed è presente in varie istanze, da quelle scientifiche e precise sulla base di dati, a quelle del sentito dire, delle informazioni da giornali, da televisione, ma anche da bar o da chiacchiere per la strada. Voi sapete tutti, essendo prevalentemente veneziani del centro storico, che la farmacia di San Bortolo continua ad aggiornare i dati della popolazione residente. È un po' a questo a cui alludeva un momento fa Andrea Rinaldo, perché ne abbiamo parlato recentemente, in particolare domenica scorsa alla Fenice c'è stata la premiazione di lui, Andrea Rinaldo, come veneziano cittadino dell'anno e questo è uno dei temi che è emerso. Il calo demografico in generale è un tema che riguarda ovviamente, e ce lo spiegherà il professor Dalla Zuanna, non solo Venezia, ma una gran parte delle città italiane ed europee, forse di una parte del mondo, diciamo così. Che a Venezia la farmacia di San Bortolo desse la settimana scorsa, ma sono già calati, 47.318 cittadini dichiarati, sono i residenti iscritti all'anagrafe contro un allarmismo per il numero di turisti che, secondo la Fondazione Venezia Capitale della Sostenibilità, per il 2025 alludeva ormai a 34,5 milioni di turisti all'anno. Su tutto questo io credo che molti di noi
io sicuramente, abbiano abbastanza confusione nei termini, nel senso che i dati ci vengono prospettati in maniera un po' sporadica e frammentaria e l'idea di avere delle informazioni il più circostanziate possibili a noi sembrava, noi Associazione Progetto Rialto che in questo momento rappresento, sembrava particolarmente importante. Di avviare una vera riflessione comparativa ovviamente non siamo in grado, ma tener conto di un quadro generale, questo ci sembra particolarmente importante, perché girando un po' il mondo come mi capita di fare, devo dire che questo discorso del mondo occidentale, diciamo, il fatto che questo quadro del calo demografico è una questione di cui si parla moltissimo anche non solo nelle città piccole. A me capita spesso di andare a Parigi e a Parigi ne sento parlare in continuazione. Quindi quello di cui abbiamo bisogno e quello che noi vorremmo come Associazione Progetto Rialto è avere delle informazioni più precise su quali sono le tendenze in corso. Siamo spinti quindi dalla curiosità di informazioni il più possibile circostanziate, che vedano Venezia non solo come veneziano-centrico, in modo veneziano-centrico, ma cercando possibilmente di capire un po' cosa sta succedendo altrove. Detto questo, e per darvi conto della locandina che avete dietro le mie spalle del programma complessivo, il discorso che vorremmo proporvi è stato quello di non indagare soltanto sull'oggi, ma su un arco temporale lungo, convinti che il fattore tempo sia un fattore da prendere in considerazione e anche abbastanza condizionante, una variabile che può essere messa in discussione, che però influisce sui dati e anche sulle scelte future, cosa che ci pare particolarmente importante in questa fase, e qui torno a Venezia, in questa fase della situazione sociale, politica ed economica di Venezia. Il titolo datoci dal nostro relatore di oggi, La fine dei veneziani, punto interrogativo, la popolazione di Venezia, della Venezia storica nel XXI secolo, è assolutamente pregnante da questo punto di vista. Per questo, per l'importanza del fattore tempo, abbiamo voluto inserire 3 lezioni storiche, storiche fra virgolette, che danno conto, non dico di censimenti, perché di censimenti esattamente non possiamo parlare, ma insomma dell'andamento della popolazione studiato in alcune ricerche in corso, di cui forse non tutti sono informati, che riguardano la popolazione veneziana fra XV e XVIII secolo. Sono dei dati e delle informazioni che evidentemente non possono essere comparati pari pari con i dati dei censimenti Istat, ma che danno conto del numero di proprietari di case, botteghe e magazzini tenuti a Venezia e della loro localizzazione nei diversi sestieri fra XV e XVIII secolo, prevalentemente per ragioni fiscali. Quindi un'informazione che la maggior parte dei cittadini non storici probabilmente non ha. Sicuramente noi, alcuni di noi, io fra gli altri, abbiamo un po' una deformazione storica, siamo particolarmente interessati a questo aspetto, ma ci sono delle altre ricerche in corso che ci paiono particolarmente interessanti da questo punto di vista, per esempio quella sui garzoni e gli apprendisti fra XV e XVIII secolo, i quali arrivavano a Venezia prevalentemente dall'entroterra perché chiamati dalle magistrature della Repubblica Veneta. C'era cioè una politica, si faceva una politica nei confronti dell'abitazione, della popolazione, almeno in alcuni momenti particolari. Dopo la peste, per esempio della peste del 1570, c'è stata una scelta precisa di ripopolare Venezia. Quindi le cose non sono sempre state neutrali, non è che la popolazione è aumentata o calata semplicemente non occupandosene, ci sono state delle scelte, delle strategie rispetto a questo. E poi c'è stato un altro, chiamiamolo censimento, prendete sempre questa parola con
la dovuta attenzione fatto nel corso del Settecento relativo all'illuminazione stradale e agli obblighi della popolazione veneziana nei confronti del pagamento della illuminazione stradale. Quindi sono dei dati che ci aiutano a capire che cosa è stato fatto, com'era la popolazione nel passato e che cosa è stato fatto da alcune magistrature della Repubblica Veneta. Dopodiché i temi che abbiamo messo in lista e che cerchiamo di affrontare in questo corso d'anno, da adesso fino alla fine di a metà maggio, riguardano le abitazioni, altro tema credo caldo di cui tutti siamo, rispetto a cui tutti siamo allerta, le abitazioni che sono quelle dei veneziani, dei residenti, che sono quelle dei turisti, i famosi Airbnb, ma sono anche quelle degli studenti, dei ricercatori, delle numerose persone che passano a Venezia un certo numero di mesi all'anno per ragioni di lavoro o che vorrebbero stare a Venezia e non trovano casa. Insomma, la quantità di popolazione ed è quello a cui alludeva Andrea Rinaldo in apertura, che desidererebbe stare a Venezia e ci riesce solo in parte o non del tutto. Problema dell'abitazione. E il terzo insieme di problemi che vorremmo affrontare è quello di come cambia il lavoro. Come cambia il lavoro almeno in 3 settori importanti che non sono solo quelli del turismo. Quello dell'edilizia, siamo sicuri, abbiamo la certezza che il problema dell'edilizia sia fondamentale perché è uno dei settori in cui gli artigiani veneziani sono anche chiamati altrove, tra l'altro, in Europa, ma è un settore di lavoro che cambia moltissimo, cambierà moltissimo se teniamo conto che alcune leggi che hanno contribuito alla fioritura dell'edilizia recentemente negli ultimissimi anni stanno cambiando. Non ci sarà più il bonus facciate, non ci sarà più il 110%. Allora, che cosa implica tutto questo nel settore dell'edilizia che è prevalentemente, tra l'altro, operato da una buona parte da immigrati? E questa è un'altra questione. Il secondo settore del lavoro sul quale vorremmo fissare la nostra attenzione è quello della quantità enorme di fondazioni artistico-culturali che negli ultimi 2-5 anni sono nate a Venezia, le quali sono molto diverse fra di loro, italiane, straniere, pubbliche, private, grandi, piccole, ma inevitabilmente devono utilizzare persone, forza lavoro di tipo diverso, ma potenzialmente sono anche interessate ad avere dei giovani che si occupino di mestieri relativamente innovativi, mestieri creativi, come si dice di solito. Ma anche su questo non abbiamo dati. Abbiamo avviato come Istituto Veneto, insieme con la Fondazione Querini Stampaglia, una ricerca che ormai è agli sgoccioli di qualche mese, proprio di tipo statistico, censuario, di sapere quante sono queste fondazioni, la loro dimensione, quante persone ci lavorano. È una cosa su cui vale la pena di avere delle informazioni un po' più precise, convinti come siamo che questo settore può essere potenzialmente un settore di sviluppo per Venezia, certo, anche di speculazione, ne abbiamo ben chiaro, però è sicuramente un settore che di fatto è alla base dell'acquisto di una serie di case o di palazzi in città, i quali devono essere restaurati o già sono stati restaurati, quindi utilizzano manodopera artigianale per il restauro edilizio, e comunque sia hanno bisogno poi di comunicazione, di locandine, di brochure, eccetera, eccetera. E l'ultimo settore su cui vorremmo cercare di capire un po' meglio come stanno andando le cose è quello degli investimenti a Marghera. È un altro settore di cui, devo dire, ho l'impressione che si senta un po' parlare. Io leggo molto i giornali e cerco di informarmi, ma non so assolutamente niente. Ho il sentore che ci siano degli investimenti a Marghera, quanti e di che tipo, francamente è un dato che mi sfugge completamente. Quindi sono temi che ci stanno a cuore come cittadini
e che rispetto ai quali vorremmo avere delle informazioni più precise. Come cittadini, dicevo prima, in senso ampio, quelli che sono classificati come residenti e che sono annotati nello schermo della farmacia di San Bortolo, ma anche tutti quei cittadini che vorrebbero stare a Venezia, che spesso non sono classificati come cittadini in senso proprio, ma che resistono, i giovani che vogliono tornare, che se ne sono andati ma che vogliono tornare, e ce ne sono molti, quelli che vorrebbero vivere a Venezia senza esserlo mai, senza mai averci vissuto precedentemente, e anche in questo caso so che ce ne sono un certo numero, le associazioni, i comitati, i singoli che abitando, Andrea Rinaldo è un esempio, che abitando a Padova sono però interessati molto a Venezia e lavorano a Venezia in maniera appassionata, piena di entusiasmo e guardando al futuro della città stessa. Quindi queste sono un po' le considerazioni che vorremmo prendere, che vogliamo prendere con attenzione. All'interno di tutto questo, quello che mi sembra giusto definire il coraggio di restare città per Venezia, Venezia restare città, e che vediamo, metteremo in discussione poi con queste previsioni fosche, forse o meno, da parte del nostro conferenziere. Processi che comunque vorremmo fossero consapevoli il più possibile da parte nostra e comunque auspichiamo possano essere in qualche modo più possibile governati sapendo del necessario adattamento ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti delle abitudini delle persone, alla necessità del fatto che ci sono dei movimenti di popolazione mondiali che riguardano anche noi, eccetera, eccetera. Questo Ciclos è stato realizzato in collaborazione con tutta una serie di istituzioni veneziane e ci tengo a menzionarle, oltre all'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti che ci ospita oggi, ma anche in altre occasioni, la Fondazione Querini Stampaglia, il Comune di Venezia, la Fondazione Musei Civici di Venezia, la Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco, l'Ospedale Civile, la Scuola Grande di San Rocco e il Museo M9 del Novecento. Ancora una volta, fra alcune, se non tutte, le più importanti istituzioni culturali cittadine. Vorrei precisare che questa è una scelta strategica da parte nostra. Non si è trattato soltanto del fatto che l'Associazione Progetto Rialto non ha una sede, ma una volontà di cercare di coinvolgere il più possibile le altre istituzioni veneziane che tutte ci hanno dato il loro patrocinio, ma che in qualche modo cerchiamo di coinvolgere poi nella progettazione, nella sensibilizzazione e nella progettazione di un futuro per questa città. Quindi l'associazione Progetto Rialto è nomade, ma è nomade per scelta. Approfittando e volendo approfittare della straordinaria offerta che questa città, di cui la città dispone, di luoghi di incontro più o meno grandi, qui ci accorgiamo che questo è un po' troppo piccolo, ma insomma Venezia ne ha un numero cospicuo e che è giusto mettere in circolo rispetto a queste considerazioni, convinti come siamo, e qui io sono sempre accusata di rappresentare quello che quando ero piccola si chiamava l'ottimismo della volontà rispetto al pessimismo della ragione, io penso che Venezia sia viva, nel senso che Venezia è talmente piena di iniziative, di associazioni, di comitati, di organizzazioni, di persone che vogliono dire la loro, che mi sembra che questo sia un elemento di cui tener presente, da tenere presente e di cui la disponibilità di sale, di luoghi importanti, prestigiosi e tra l'altro bellissimi, è un sintomo da in qualche modo sfruttare e far vedere. Sono stata accusata, lo raccontavo prima a Giampiero un momento fa, di aver inserito quest'anno per la prima volta anche il Museo M9 e vale a dire Mestre.
È una scelta che ho voluto fare perché mi sembra tuttora assolutamente necessario far partecipare a questo ragionamento che stiamo cercando di mettere in piedi sull'adattamento di questa città, naturalmente Venezia storica e Mestre. Devo rilevare che da un lato i veneziani mi criticano perché metto in programma M9, dall'altro i mestrini non vengono alle nostre iniziative. È un dato di fatto, ma lo metto sul tappeto. Il calendario completo è ovviamente disponibile sul nostro sito e pregherei tutti, molti di voi hanno avuto l'informazione da Linea d'Acqua, ma io vi pregherei, se ne avete voglia, di andare a guardare il sito dell'Associazione Progetto Rialto, progettorialto tutto attaccato.org, dove non solo compaiono le locandine e gli avvisi relativi a questo ciclo, ma tutte le relazioni registrate dal nostro bravissimo Simone Rauch, che è qui e che registrerà anche oggi, tutte le nostre registrazioni fatte dal 2019 fino ad oggi. Tutte le lezioni della storia sono registrate e disponibili per chi ne ha voglia. C'è ancora una piccola notazione che vorrei fare, che mi corre l'obbligo in un certo senso di fare, soprattutto per quelli di voi che non hanno seguito il lavoro fatto finora dall'Associazione Progetto Rialto. Questa associazione è nata nel 2019 con l'obiettivo di occuparsi della salvaguardia e dello sviluppo, possibilmente, del mercato di Rialto. Mercato di Rialto che, come voi tutti sapete, essendo veneziani prevalentemente, soffre di un degrado fortissimo. È un mercato storico ultramillenario, ma rispetto a questo va notato anche, di nuovo mi preme ragionare su Venezia rispetto a un mondo più ampio. Tutti i mercati storici, se sono lasciati a se stessi, soffrono di inevitabile decadimento, degrado. Sappiamo tutti che cambia il modo di acquistare, di commerciare da parte di tutti noi, chi più chi meno. Il commercio online è sicuramente uno degli elementi, la presenza di molti supermercatini in tutta la città di Venezia, ma questo è vero anche altrove, sono un'inevitabile competizione con il mercato storico, ma a nostro modo di vedere questa competizione non può essere vinta semplicemente dicendo siamo il mercato storico. Ancora una volta è una questione di processo di adattamento e di individuare quali potrebbero essere eventualmente le linee di sviluppo. Nel caso di Rialto abbiamo due edifici storici molto importanti, vuoti, completamente vuoti. È un paradosso, siamo al centro di Venezia, siamo sul Canal Grande, si affacciano sul Canal Grande e sono il piano alto della pescheria, progettato da Laurenti e Ruppolo nel 1907 e completamente vuoto, oggi semplicemente luogo del guano dei colombi. Quello che erano i tribunali, cioè le fabbriche nuove del Sansovino, costruite nel 1550-54 da Jacopo Sansovino, che appunto sono state abbandonate dai tribunali ormai spostatisi nella cosiddetta cittadella della giustizia, e sono tutti e due edifici pubblici, uno comunale e l'altro demaniale, completamente vuoti e lasciati a miglior vita. Rispetto a questo l'Associazione Progetto Rialto ha fatto delle ipotesi di progetto, di uso, ha discusso con le corporazioni di mestiere e con gli operatori del mercato di Rialto usi possibili, ha messo in discussione nella comunità veneziana la questione. Noi pensiamo che i mercati, moltissime città italiane abbiano dei mercati storici che soffrono di analoghe tendenze, ma che hanno rimesso in discussione la possibilità di un utilizzo, di uno sviluppo attraverso qualche cosa che non può essere semplicemente la riscoperta del passato. Con alcuni di voi qui presenti in sala, la signora, ancora ieri
evocavamo il fatto che a Londra lo Smithfield Market ha fatto delle operazioni dal 2019, quando noi abbiamo cominciato a lavorare. Non voglio dire Londra è un'altra cosa, lo so benissimo, le dimensioni sono ben diverse, ma insomma sono stati fatti degli sforzi giganteschi per rilanciare un'area del centro molto vicina al centro di Londra, nella quale adesso una serie di attività saranno presenti e trainanti in modo significativo. Quindi quello che voglio dire è che il problema di pensare strategicamente a un futuro di questa città anche attraverso le sue attività ci sembra importante. Rispetto a tutto questo, però, non posso non dirvi che l'associazione Progetto Rialto è stata abbastanza fallimentare, nel senso che i nostri obiettivi non hanno raggiunto lo scopo, perché purtroppo la città non ha voluto rispondere a questo. E noi abbiamo finito per diventare, e non era il nostro obiettivo, una ennesima istituzione culturale accanto alle altre che organizza lezioni della storia. Questo non era uno dei nostri obiettivi. Credo però che attraverso questo tipo di attività siamo riusciti comunque a sensibilizzare un po' una parte della popolazione e a cercare di creare un movimento rispetto a dei processi di trasformazione della città che ci stanno a cuore. Un disegno strategico per il futuro di questa città che ci sembra oggi, in questo momento, particolarmente necessario. E quindi ancora una volta vi invito a dare un'occhiata al nostro sito www.progettorialdo.org. Devo ancora, in conclusione, trattandosi di un'associazione cittadina, civica, fare un piccolissimo appello ai soci che non hanno ancora versato la loro quota sociale, pregandoli di farlo e chiedendo invece a quelli che hanno voglia di seguire la nostra attività di iscriversi. Vi chiedo scusa, mi pare quasi di chiedere l'elemosina, la quota dell'iscrizione all'Associazione Progetto Rialto è solo di 30 euro, ma l'associazione vive di questo, forte però del fatto che si tratta di un'associazione autonoma e indipendente e fatta solo da volontari. Quindi quello che noi chiediamo serve soltanto alla sopravvivenza materiale dell'associazione stessa. Detto questo, vi dico ancora che la prossima lezione, ma l'avete nella locandina, sarà mercoledì prossimo al Museo di Storia Naturale, che al Museo di Storia Naturale non ci sarà, è una sala di 75 posti, un po' più grande di questa, ma non tanto. Siete ovviamente tutti invitati, l'unica cosa, non ci sono iscrizioni, bisogna segnalare la propria presenza all'ingresso perché fanno un biglietto per tener conto del numero di persone che entrano al museo. E detto questo, mi scuso per la lunghezza, darei la parola a Giampiero Dalla Zuanna, che ringrazio moltissimo di aver accettato il nostro invito. Presentandolo brevemente, è professore ordinario di demografia al Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, dopo aver insegnato anche a Messina, a Verona, a Trieste, a Roma, spero di non sbagliare. È stato anche ha fatto dei soggiorni di ricerca a Tokyo e a Mosca, in Australia, a Melbourne, a Losanna, quindi un'attività anche internazionale molto significativa ed importante. È redattore dello European Journal of Population. Ha scritto moltissimo articoli e libri che non sto qui a menzionare, ma i temi sono assolutamente quelli caldi che riguardano il cambiamento della popolazione, i giovani, gli studenti, l'analisi i veneti nell'analisi di un certo numero, 4 mi pare, censimenti, i figli degli immigrati e gli immigrati, la famiglia. Quindi una serie di questioni che sono veramente centrali rispetto a quello di cui vorrei che noi parlassimo quest'anno. E lascio a lui la parola. Il titolo della conferenza è La fine dei veneziani, Venezia storica nel XXI secolo. E vi ringrazio. Vado? Grazie. Allora, intanto, acceso il coso. buonasera.
Io spero che non abbiate maturato aspettative eccessive, nel senso che io non è che vi dirò come si può fare a interrompere il declino della popolazione veneziana. Se lo sapessi magari mi candiderei, avete le elezioni fra poco, no? Quindi insomma, appunto. però non è proprio il caso. Però insomma qualche spunto proviamo a darlo. Allora, di cosa parlerò stasera? Allora, io partiamo da un discorso un attimo più generale, partendo dal concetto di squilibrio di popolazione, che non riguarda solo Venezia, non riguarda solo il Veneto, riguarda in realtà, come diceva Donatella, giusto il nome? Sì. Perché io conosco il cognome anche perché è un architetto famoso a Padova, suo padre se non sbaglio, no? Ha fatto Esatto, sì. cose molto interessanti. Ecco, ed è un problema insomma, sì, possiamo parlare di problema, adesso vi spiego perché, che affligge un pochino tutto l'Occidente, chi più, chi meno, e non solo l'Occidente. E perché servono saldi migratori, quindi fortemente positivi. Poi passiamo a vedere Venezia, prima tenendo conto Venezia in generale, dal 1870 al 2018 farò proprio una cosa a volo d'uccello, e poi parleremo della Venezia storica oggi. Ho visto un po', ci sono diverse definizioni, io intendo Venezia storica, la parte del centro storico, a volte ci mettiamo dentro anche l'estuario, vediamo un po', insomma, vi cercherò di specificare i dati ogni volta che ve li dico. E poi concludiamo un po' sul che si può fare, insomma, no? Anche se su questo cercherò di stare molto breve in modo da lasciare spazio a domande, interventi e riflessioni di tutti. Ecco, anche perché ogni volta che si parla di popolazione, di questi temi, quando parlo di fecondità, di mortalità, eccetera, ovviamente non è come se venissi a parlarvi delle farfalle, cioè ognuno ha la sua esperienza e ognuno vede le cose con le sue lenti, cioè con le esperienze che ha avuto, no? Io vado a parlare di bassa fecondità, dico che in Italia nascono pochi bambini, subito alza la mano uno, ma mio cugino ha 3 figli, ho capito, sì, cioè, sto parlando in generale, non di tuo cugino, però insomma, ecco, dobbiamo cercare di fare uno sforzo più di discorso un pochino più generale. Ma allora, per cominciare, allora, popolazione squilibrata del Veneto. Io quando parlo di questi temi parto sempre da questa statua, che tutti immagino più o meno conoscete, oppure se non l'avete vista andate a vederla, è Enea che fugge da Troia, con in spalle il padre Anchise e in mezzo ai piedi ha il figlio Ascanio, no? Perché questa statua rappresenta la demografia? Perché la demografia è fatta proprio così. Esiste una popolazione attiva che lavora, che si riproduce, e una popolazione invece che non può più riprodursi, che non può più lavorare, oppure che non può ancora riprodursi e non può ancora lavorare. C'è equilibrio in demografia quando il numero di Enea è sufficiente per reggere gli Anchise e per mettere al mondo un numero di Ascanio sufficienti che diventino poi Enea a loro volta. Questo è un po' questa statua è di Bernini, se non sbaglio, e mi pare che sia a Villa Borghese, al Museo di Villa Borghese a Roma. Giusto? Ho sbagliato? No, è così. Ok. Va bene. L'Europa com'è fatta adesso? Ha il 10% della popolazione del mondo, su per giù. Produce il 20% del PIL del mondo, però ha il 50% della spesa di welfare del mondo. Quindi il problema dell'equilibrio della demografia è particolarmente accentuato in Europa perché per riuscire a dare una vita decente agli Anchise e per riuscire a produrre un numero sufficiente di Ascani, c'è bisogno di un numero abbastanza alto di Enea, perché il welfare si produce grazie alle tasse, imposte, chiamate come volete voi, che lo Stato fa una grande mediazione, prende le tasse dagli Enea e con quei soldi là riesce a garantire una vita decente agli Anchise e uno sviluppo agli Ascani. Quindi se abbiamo pochi Enea e tanti Anchise, Houston abbiamo un problema. Questa è la questione. Cioè, se avessimo per esempio un sistema pensionistico diverso da quello che abbiamo, quindi se avessimo per esempio un sistema pensionistico basato sulla capitalizzazione, dove ognuno mette via i suoi soldi mentre lavora e poi questi soldi se li prende, quelli proprio,
da quando a 60, 65 anni, 70 in poi, allora non avremmo questo problema, perché è un discorso individuale, invece non funziona così. Le pensioni di oggi sono pagate coi soldi dei lavoratori di oggi, non di quelli che hanno lavorato. Quelli che hanno lavorato nel passato hanno pagato i contributi, hanno maturato un diritto, ma non sono quelli i soldi utilizzati per pagare le pensioni. Il sistema pensionistico è in equilibrio se si mettono insieme queste cose e attraverso alcuni parametri, per esempio l'età al pensionamento, no? Adesso tutti voi avete letto sui giornali la storia che si vuole portare avanti di 3 mesi l'età al pensionamento, applicando la legge Dini, legge di 30 anni fa ormai su questa cosa. Perché è necessario fare questo? Se tu non aumenti un mese in meno di aumento è 1 miliardo in più di costo. Ma non 1 miliardo in più di costo quest'anno, 1 miliardo in più di costo quest'anno e in tutti gli anni a venire. Perché 1 miliardo? Perché abbiamo 800.000 persone che vanno in pensione ogni anno adesso, vuol dire 1 mese in più di lavoro, vuol dire 1 mese in più di contributi e 1 mese in meno di pensioni che prendi. Fatti i conti, viene fuori 1 miliardo più o meno. Questo alla fine, quando si parla di pensioni parliamo di soldi immensi. Difatti l'assurdità di tutto sto gioco sulle pensioni che c'è stato in questa legge di bilancio, ma anche in quelle precedenti, è che vengono messe queste robe il 17 dicembre cercando di approvarle entro il 31 dicembre. Cioè, come si fa a parlare di cose di questo genere con la pressione di dover approvare la roba entro il 31 dicembre in una settimana? Cioè, queste cose qua avrebbero bisogno di una riflessione, di una discussione importante, eccetera. Però siamo in Italia, insomma, la roba funziona così. Non solo in Italia, la Francia ha paralizzato il paese per alzare l'età al pensionamento oltre i 62 anni che hanno adesso. Noi abbiamo i 67, tanto per dire, no? La Francia ha una situazione demografica un po' migliore della nostra, ma non tanto migliore della nostra. E questo naturalmente noi dobbiamo avere la possibilità, la capacità di essere degni dell'incremento di sopravvivenza che c'è stato. Noi in 40 anni abbiamo avuto 10 anni di aumento della speranza di vita. 10 anni, sono tantissimi in soli 40 anni. Grazie un po' al sistema sanitario nazionale, un po' al miglioramento degli stili di vita e un po' alle scoperte straordinarie della medicina, eccetera. Quindi, però questa roba qua dobbiamo meritarcela, quindi dobbiamo costruirci un sistema che permetta alle persone di vivere non solo più anni, ma anche anni migliori, no? E questo lo possiamo fare e via, insomma. Io non parlerò di questo però adesso, se no vado avanti tutta la serata a parlare solo di questi temi qua. È evidente che questo però, vedete, guardate un po' come funziona nel Veneto questa cosa adesso. Il Veneto ha una struttura per età, questa è la struttura per età del Veneto, vedete, da 0 a 100 anni, al 1 gennaio del 2025, e vi dico cose che già sapete, insomma, abbiamo ora questo grande rigonfiamento fra l'età 45 e l'età 65, che sono i figli del baby boom, che adesso hanno questa età, no? E quindi ora sono verso le soglie, verso la fine dell'età lavorativa e nei prossimi anni si avvieranno tutti un po' alla volta a entrare nel mondo, nel magico mondo dei pensionati, ok? Ecco, vedete che una parte di queste persone in Veneto sono di color rosso, questi sono gli stranieri. Vedete? Abbiamo una parte di questi, in particolare nelle età centrali, nelle età lavorative, gli stranieri hanno aumentato, permesso di aumentare la quota di Enea presente nella nostra società. E hanno fatto aumentare anche i bambini, però vedete che negli ultimi anni abbiamo avuto un calo importante del numero di bambini. Perché è calato questo numero di nascite? Più di metà del calo delle nascite è legato al calo delle donne in età fertile. Cioè, a parità di fecondità abbiamo avuto una diminuzione delle figlie del baby boom che sono uscite dall'età fertile, sono entrate oltre i 50 anni e quindi ovviamente non possono più aver figli. E questo fa sì che sia calato il numero di figli. Poi è aumentata anche la propensione di aver figli, ma non tanto delle coppie. È aumentato perché è calato fortemente il numero di persone fra 25 e 35 anni che vive in coppia. E questa cosa qua porta a un aumento delle persone senza figli, eccetera. Quindi abbiamo una situazione demografica non favorevole a questo e su cui è molto difficile anche intervenire.
L'unico modo per intervenire ovviamente sul numero di donne in età fertile è far diminuire le emigrazioni e fare aumentare le immigrazioni, per forza. No, non è che perché questi qui non è che li puoi far nascere adesso. Anche se raddoppiassero le nascite, l'effetto sul lavoro lo vedremo fra 20 anni e non adesso. Ecco. E poi c'è tutta la questione della bassa fecondità, di cui magari ne parliamo poi nella discussione. Allora, cosa porta a questo? Questo porta vedete che la popolazione in età 20-64 in Veneto, senza migrazioni, che è di 2,8 milioni di persone adesso, diventerà di 2,1 milioni nel 2045, quindi un calo di persone in età, chiamiamola lavorativa, di 700.000 persone nel giro di 20 anni. No, 700.000. Sì, 700.000 persone nel giro di 20 anni. Vuol dire che per riuscire a mantenere uguale la popolazione in età lavorativa nei prossimi 20 anni dovremmo avere saldi migratori ogni anno di 35.000 persone, saldi migratori positivi, no? Ma quanto è stato il saldo migratorio, scusate, l'anno scorso? L'anno scorso il saldo migratorio è stato di 36.000, Quindi in realtà, no scusate, sarebbe di 36.000, quanto è stato? Dov'è che è scritto qua? Non l'ho scritto? Ve lo dico io, è stato più o meno metà. Quindi già stiamo cominciando a vedere questo calo importante di persone in età lavorativa, il motivo per cui andando in giro per tutte le città e i paesi del Veneto trovate i cartelli cercasi operai, cercasi commessa, cercasi questo, cercasi quello. L'altro giorno ero in montagna, ho sentito Radio Cortina e tutti annunci di ricerca di lavoratori che finivano tutti, non si offre alloggio. Ma scusate, ma come fai tu a pensare di trovare uno che ti va là e dove dormono? In un igloo a Cortina? Cioè, voglio dire, comunque. Cioè, nel senso che, capite, tu puoi fare queste cose, ma le devi costruire, cioè le devi, e qua è il discorso che c'era lei prima, è chiaro, queste robe qua vanno governate, come tentavano di governarne nel 1500 a Venezia. Ma potrei raccontarvi altre cose nel Medioevo e nel rinascimento di tentativi e dopo di governare il più possibile un discorso di popolazioni. Allora le città erano grandi divoratrici di uomini, avevano una mortalità più alta rispetto al contado e venivano continuamente feeded by come si chiama? Da quelli che arrivavano da fuori, no? E dopo si prendevano anche come che li chiamate qua voi, i campagnoli, no? Ecco, cose di questo tipo. Per cui questa è un po' la questione. Va bene, ecco, e quindi, però vi mostro anche questa curva che vi fa capire ancora di più quanto ci sarà nei prossimi anche anni di pressione. Questo è un grafico che va spiegato. Allora, abbiamo i residenti in Italia di età 20-24, che sono i nuovi lavoratori, e 60-64, i nuovi pensionati. Questo è un dato del 25, quindi recente. Dati in migliaia. Come funziona? Cioè che, e li abbiamo per titolo di studio. Cioè le persone in età 60-64 con titolo di studio alto, diciamo oltre la terza media, non alto, cioè dal diploma in su, sono più o meno lo stesso numero i nuovi pensionati e i nuovi lavoratori. Vedete 2 milioni e 3 e 2 milioni e 6 all'incirca. Quello che è drammaticamente diverso è il numero di nuovi pensionati con basso titolo di studio e di nuove persone che si affacciano al mondo del lavoro con basso titolo di studio. Quindi abbiamo un deficit da 2 milioni e 100 a 360.000. È per questo che abbiamo un pull factor, come dicono quelli che studiano, cioè un fattore di attrazione pazzesco di gente che viene da fuori. Per questi tipi di lavori. Si parlava prima che l'edilizia è fatta quasi solo da immigrati in Italia adesso, ma non solo l'edilizia, tutta la famosa logistica. Andate al porto di Venezia a fare un giro, cioè funziona così e sarà così anche nei prossimi anni, che lo vogliamo o non lo vogliamo. Un professore, adesso non mi ricordo più il nome, comunque italiano che lavora, poi mi verrà in mente, che lavora in California, ha fatto un conto nelle città americane, ogni 2 posti di lavoro high tech, se ne creano 5 low skill. 5. Perché se una persona fa un lavoro raffinato, se viene qui a sentire le conferenze, c'è bisogno di qualcuno che stira le camicie, qualcuno che taglia l'erbetta nei giardini, che cura gli anziani che stanno a casa, tutte queste cose qua. E il rapporto è 2 a 5.
Le società ricche hanno in realtà, in Veneto per esempio, il 20% dei lavori sono fatti da persone che sono lavori che l'Istat dice che non hanno bisogno di avere una grande, cioè in pratica tu in 15 giorni impari a farli, ok? Ecco, questa è un po' la situazione vera nelle nostre società, che delle volte noi ce ne dimentichiamo perché sembrano quasi invisibili questi lavoratori in certi casi. In realtà ci sono e la società è basata anche sul lavoro loro. Allora, detto questo, vediamo un po' cosa succede a Venezia, ok? Però il quadro generale è questo, su cui ci muoveremo nei prossimi, almeno prossimi 20 anni. Beh, a Venezia, dal 1870 fino al 1950, la popolazione di Venezia è cresciuta. È cresciuta in modo importante. Quasi tutti questi dati che vi mostrano vengono dal vostro ufficio statistico comunale, che è un ottimo, dati bellissimi, li trovate proprio all'interno del sito. Fra l'altro, oggi, fatalità, venendo su, mi ha chiamato una giornalista della Nuova dicendomi che sono usciti i dati di dicembre dell'istituto e mi chiedeva di commentarli. Quindi domani sulla Nuova Venezia verranno presentati i dati di dicembre. Io arrivo solo fino ai dati del 24 perché ovviamente quelli del 25 non sono ancora completi. Però ecco, vedete che la popolazione della Venezia, del centro storico di Venezia, intanto nel 1870 era infinitamente superiore a quella di Mestre dell'Estuario. È cresciuta passando da 120 più o meno 1000 persone del 1870, arrivando a quasi 180.000 persone nel 1950, quando Venezia, credo, adesso non vorrei dire una bestialità, ma credo che abbia raggiunto il massimo numero di abitanti che ha mai avuto nella sua storia, guardando anche indietro. 1950, il censimento del 51. Ecco, vedete che però anche Mestre ha cominciato la crescita in modo molto forte a partire dall'inizio del XX secolo, arrivando fino a 100.000 persone nel 1950. Anche l'Estuario invece cresce più o meno con lo stesso ritmo del centro storico. Ma cosa succede dopo? Le cose cominciano a cambiare in modo drastico dal 1950 in poi. La popolazione di Venezia centro storico diminuisce, passando appunto da 180-170.000, quella che era nel 1951, arrivando nel 2018, quando questo grafico appunto prodotto dal comune finisce, e arriva fino a 50.000. E qui arriviamo poi ai numeri della, come si chiama, della farmacia, no? Che mette il... Ecco, vedete, l'Estuario è rimasto più o meno costante anche questo fino al, come si chiama, poco prima della fine del secolo, poi c'è questo scalino quando Cavallino e Treporti è diventato un comune autonomo e poi insomma anche qua comincia la diminuzione. Ecco, vedete a Mestre invece la popolazione è aumentata fino al 1870, poi è diminuita, poi è rimasta più o meno costante. Questo breve incremento dal 2000 in poi è legato all'immigrazione dall'estero, no? Che alcuni quartieri di Mestre si sono ingranditi grazie all'arrivo di persone da fuori. E difatti vedete il dato dei residenti nel comune di Venezia, vedete che a Mestre passano da poco più di qualche migliaio nel 2000 a più di 30.000 nel 2018, mentre la popolazione al centro storico aumentano un po' fino al 2010 e poi restano costanti attorno ai 5.000. In realtà le persone di origine straniera sono di più, perché negli ultimi anni abbiamo avuto un buon numero di cittadinanze e queste persone quando ricevono la cittadinanza italiana non vengono più classificati ovviamente come stranieri in anagrafe, ma come italiani. Quindi le persone di origine straniera in tutto il comune di Venezia sono ormai, potremmo dire, sui 50-60.000, cioè sono tanti, ecco. La popolazione è residente nei 12 quartieri. Ecco, adesso facciamo un po', sempre utilizzando questi dati, vediamo cosa è successo in questo ultimo periodo. Nell'ultimo periodo vedete che abbiamo alcune zone di Venezia, di quartieri che hanno avuto una diminuzione drammatica. Non si può usare altro termine, magari se volete usiamolo all'inglese che è meno drammatico se volete, però
è pesante, cioè vedere che San Marco, Castello, Sant'Elena e Canareggio passano dal 98 al 2025, quindi in meno di 30 anni perdono il 30% della popolazione, insomma, sono numeri, ecco, tenendo conto anche che nel 98 eravamo già, era un ciclo di popolazione che da 50 anni calava o quasi, quindi è un calo ulteriore. E lo stesso vediamo, anche se in maniera un pochino meno forte, Dorsoduro, San Polo, Santa Croce e Giudecca. E poi, anche se il crollo più forte è stato a Burano, Mazzorbo e Torcello, dove addirittura abbiamo un calo del 40% della popolazione nel giro di meno di 30 anni, nel giro di una generazione. Invece Mestre, vedete, resta più o meno costante o cresce un pochino la popolazione, voi conoscete meglio di me tutti questi quartieri, questi posti, quindi vi dicono molto. In generale il centro storico ha avuto un calo del 29%, l'estuario del 43% e la terraferma è rimasta più o meno costante. La terraferma è rimasta costante anche perché, come vedremo dopo, continua, anche se in maniera meno forte di quella che era nel passato, una popolazione che dal centro storico va a abitare a Mestre. C'è ancora questo tipo di come si chiama, chiamiamola emorragia, insomma, se volete chiamarla così. Ecco, questo è il dato invece, il dato che dà sempre l'ufficio del Comune di Venezia, l'ufficio statistico, vi dà il dato anche per parrocchie. Questa cosa qua magari la mettete nel sito, quindi vi guardate questi numerini, dopo vi potete divertire, si fa per dire, insomma, a vederli più in dettaglio. E qui vediamo in 7 anni, le parrocchie sono proprio interessanti perché vi permettono di vedere anche le zone più specifiche, è importante che rispetto a quello che dirò dopo. E qui vedete che alcuni posti di Venezia in realtà non sono calati di tanto. La cosa più interessante guardate San Marco, la parrocchia di San Luca, che aumenta del 18%. Vediamo chi indovina perché è aumentato. Cos'è che c'è a San Luca? No? Poi? Dov'è il municipio di Venezia? Tutte le persone che si iscrivono all'AIRE risultano residenti al municipio. Quindi questa è una roba finta. Cioè, quando vostro figlio va a abitare in Norvegia e si iscrive all'AIRE, anagrafe italiano residenti esteri, resta registrato nel comune, resta registrato in municipio. Tant'è vero che se voi guardate i votanti nelle elezioni, per esempio a Padova, si è votato adesso per le regionali, il seggio del municipio ha ha avuto un'affluenza del 20%, bassissima, ma è ovvio perché chi stava in Danimarca non è mica tornato a Padova per votare per le regionali, no? E non poteva votare fuori, e bisognava tornare per votare per le elezioni regionali, un'altra stortura, e lo stesso vale per le comunali. Uno dei motivi importanti della bassa affluenza nostra è il fatto che per votare si vota adesso come nel 1946, mentre in altri paesi c'è il voto per corrispondenza, c'è il voto anticipato, insomma ci sono tanti altri modi che, non a caso, paesi che hanno il voto per corrispondenza, il voto anticipato come l'Olanda e la Norvegia hanno più del 70% di gente che vota e noi abbiamo il 50% adesso, 50-60%. Quindi non è solo un problema di disinteresse, è un problema anche di un modo arcaico di intendere queste cose. Pensate che in Italia non si è riusciti neanche a votare a distanza col Covid per il Parlamento, cose assurde se ci pensate. Vabbè, comunque insomma ecco, questo è quello che succede nelle parrocchie, voi potete guardare bene questo dato. Sempre una cosa che impressiona è la rapidità di questi cambiamenti, cioè avere un calo pensate un po', la parrocchia di San Nicolò dei Mendicoli, non so neanche dov'è qua a Venezia? Ecco. Torna a Piazzale Roma. Ecco, vedete che passiamo da 1071 a 883 nel giro ad Ossoduro, certo, nel giro di 7 anni. Vuol dire che abbiamo un calo di 200 persone in 7 anni. Vuol dire che ogni anno abbiamo un calo di 10, 20, 30 persone, che in entità demografiche così piccole sono cali importanti.
Allora, il risultato un po' di questa roba alla fine è che, perché uno dice, vabbè, cala la popolazione, stiamo più stretti, siamo più larghi, viviamo anche meglio. Non è quello il problema grosso del calo della popolazione è l'invecchiamento della popolazione, che non c'è un calo analogo in tutte le classi di età. Vedete la differenza fortissima che c'è nella distribuzione per età fra centro storico ed estuario da una parte e terraferma dall'altra. Vedete la classe di età oltre i 70 anni, guardate in estuario e centro storico quanti più sono in percentuale rispetto alla terraferma, dove invece abbiamo tanti Enea. Questo è il dato, il problema è l'invecchiamento. Per esempio, e forse è l'ultima cosa che vi mostro, questa, l'ultima. E guardate, questi sono sempre dati dell'ufficio comunale, famiglie anagrafiche unipersonali, centro storico ed estuario per sesso e classe di età. Cioè, queste sono le persone che vivono sole, vedete come sono per classe d'età. Cosa vuol dire? Per esempio, che nella classe di età 80-84 abbiamo più di 1200 persone che sono registrate in anagrafe come sole, che vivono a Venezia, centro storico o estuario. Donne. Gli uomini sono molto meno perché funziona così, insomma. C'è una sopravvivenza molto maggiore delle donne rispetto agli uomini. Ecco, però voi capite che una popolazione che vive a Venezia o all'estuario, che ha, vediamo un po', facciamo il conto da 70 anni in poi, da 70 anni in poi sono 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 persone circa che vivono sole ultra settantenni, voi capite, donne, più aggiungiamoci anche gli uomini, abbiamo una popolazione che è difficile dargli una grande vitalità da un punto di vista almeno demografico. Ecco. Allora, detto questo, abbiamo il movimento demografico nel corso del 24, anche qua non mi dilungo tanto. La cosa interessante, come vi dicevo prima, è che abbiamo ancora un passaggio di, vedete, movimenti migratori interni al comune. Abbiamo nel centro storico una perdita di 285 persone nell'84 e nella terraferma un aumento di 253. Cioè abbiamo 250-300 persone che nel 2024 si sono trasferite dal centro storico alla terraferma. C'è ancora questo tipo, vuol dire quasi una al giorno, tanto per dire. Ecco, quindi che si può fare? Io ho provato a fare l'elenco della spesa su questo. Venezia storica può vivere invertendo o almeno mitigando il declino demografico? Allora, secondo me, io sono stato 5 anni in Parlamento, in Senato, in quel periodo mi hanno dato da star dietro alla legge speciale. Ero relatore assieme ad altri della legge speciale di Venezia. Non abbiamo combinato niente, però abbiamo, nel senso che non l'abbiamo rinnovata, però ci sono avviati tutta una serie di studi sulla cosa. E la cosa che era evidente, anche perché è arrivato proprio il periodo dello scandalo del MOSE, era la 17ª legislatura, e quindi non è che si riusciva a dire tanto a cuor leggero agli italiani bisognava dare più soldi a Venezia in quel periodo, insomma, non era il momento più favorevole. Però era evidente che per Venezia bisognava fare cose diverse rispetto alle altre parti. E questa è la cosa che volevo sottolineare. Cioè Venezia è un unicum da questo punto di vista, anche da un punto di vista proprio demografico e di struttura della popolazione. È un unicum. Come vi ho detto prima, anche Mestre è un unicum perché a Venezia è vicino. Queste 250 persone che da Venezia sono trasferite a Mestre non le abbiamo nelle altre città del Veneto che non a caso stanno calando la popolazione, perché non hanno un serbatoio vicino di gente che si trasferisce là, tanto per dire. Però io credo che ci voglia una presa in carico nazionale, un po' come è stato per il MOSE. Cioè, qual è la logica del MOSE? La logica è: diamo a Venezia 40 milioni l'anno per garantire la salvaguardia, garantire il MOSE, eccetera, presi dalla fiscalità generale, perché Venezia è un patrimonio di tutti.
e quindi va bene tenerla in piedi perché è un patrimonio di tutti. Magari facciamo sì anche che 1 euro a turista sono 35 milioni che magari si può capire che possono forse essere usati anche a quello scopo là, no? Cioè voglio dire, nel senso che bisogna ragionare anche su questo. Allora, un trasferimento ai servizi per i residenti di parte del guadagno ricavato dal turismo. Cioè, questa sarebbe un po' la logica, no? Di dire. Allora, io credo che si debba guardare ad esempi virtuosi. Perché in Alto Adige riescono a mantenere la popolazione anche nei paesini, nei masi, eccetera? Perché ci mettono anche tanti soldini. Hanno una legge particolare, il Maso Chiuso, che permette di mantenere grandi le proprietà, per cui c'è una cosa economicamente. Però se non gli dessero i soldi per i macchinari, eccetera, non riuscirebbero a stare là. Loro hanno tanto una serie di negozi di prossimità che sono a totale fallimento di mercato, però li finanziano perché li vogliono tenere aperti. Hanno deciso di fare così. Ma cosa vuol dire in politica decidere di fare così? Che decidi di mettere i soldi là invece che metterli da qualche altra parte. Che questo è il problema grosso, cioè i soldi, se ci fosse la macchinetta, ma in realtà tu devi decidere che fai quello e non fai altro. Non riusciamo a non alzare di 1 mese il sistema pensionistico tirando fuori 1 miliardo dalla come si chiama, dalla fiscalità generale, perché non vengono fuori dall'INPS tutti i soldi della pensione, vengono fuori anche dalle tasse pagate normalmente e fare anche queste cose qua. Cioè, bisogna riuscire a decidere che questa cosa la vogliamo fare e la facciamo. E quindi diminuire la penalizzazione dei residenti. Qualcosa già si fa. Cioè, io per fare il traghetto di San Tomà oggi ho pagato 2 euro, voi pagate 0,70. Così funziona, Avete la carta Venezia e questo vi permette di avere tutta una serie di cose che i non residenti non hanno. E via, adesso non voglio entrare nei dettagli se non mi saltate addosso, però il concetto è chiaro questo, cioè bisogna fare cose che permettono di. Ma se il mio collega che però è qua a Venezia ha il figlio che vuole giocare a pallavolo e ci mette 3/4 d'ora per andare a Mestre a giocare a pallavolo perché a Venezia non ci sono squadre, voi capite che lui dice sì, lo fa, però bisogna tener conto che lui ha 1 ora e mezza in più per andare a fare il suo allenamento rispetto a uno che sta a Mestre vicino alla palestra. No? Quindi, perché per i bambini, per i ragazzi, per tante cose c'è un problema di numero generale, cioè quando i numeri vanno sotto un certo tot si può incatenarsi quanto vuole, ma è difficile tenere aperta la scuola, è difficile fare questo, è difficile fare quello, ma perché di sì? Stanno facendo in provincia di Belluno un sacco di scuole, le tengono aperte con le pluriclassi, ma voi capite che la pluriclasse è una scelta, se qualcuno di voi è insegnante, eccetera, sa la difficoltà di fare cose di questo tipo e così via. Ecco, però insomma bisogna intervenire se si vuole fare appunto nelle situazioni a fallimento di mercato, se no non sta in piedi. E poi bisogna favorire la residenza di chi lavora a Venezia. L'abbiamo detto prima, ma questo vale anche per Padova. Adesso a Padova c'è tutta una polemica sugli studentati, no? Ma vogliamo tenere in piedi una cosa, cioè, perché se no la roba non funziona, non sta in piedi. Non sta in piedi, cioè se una persona affittando una casa qui guadagna 10 volte facendo il bed and breakfast piuttosto che a fare un affitto a una famiglia, tu devi renderla in qualche modo, devi far sì che gli convenga, o almeno non ci perda troppo, affittare una famiglia rispetto a fare l'Airbnb. Oppure, bisogna contrastare gli affitti temporanei. La legge però che ha fatto il governo adesso non va in quella direzione, nel senso che non permette ai comuni di fare delle scelte, come ha fatto per esempio Barcellona, che ha proibito gli affitti temporanei in alcuni quartieri della città, perché in altre zone l'affitto temporaneo è una benedizione, ma in alcuni posti è una sciagura. Cioè, solo che per fortuna adesso mi pare che la Corte Costituzionale ha detto di sì a una cosa che hanno fatto a Firenze, no? Per cui probabilmente adesso ci sarà una libertà da parte dei comuni. E qua è molto importante anche, una volta che questa libertà è riconosciuta, da parte di associazioni come la vostra, per premere nella direzione giusta.
che però, sapete, sono scelte sanguinose queste, perché vuol dire a gente che potrebbe guadagnarsi 5.000 euro al mese, che in realtà quelle non le può guadagnare. Cioè, questo vuol dire, alla fine, non permettere alcuni tipi di operazioni, alcuni tipi di cose. Ecco, quindi, e qua poi ho messo i puntini io. Cioè, però alla fine, insomma, forse la sintesi di tutto questo è molto complicato. Bisognerebbe anche, e qui non ne ho parlato, di mettere in atto anche forti azioni di mitigazione. Queste migliaia e migliaia di anziani che vivono a Venezia, bisogna fargli sì che possano vivere una vita decente, no? Che se devono andare in ospedale non che metta 3 ore fino ad arrivare per farsi un esame, per farsi un TAC o robe di questo tipo. Cioè, ma tutto questo esige appunto, come per il MOSE, che ci sia un finanziamento particolare per realtà come quella di Venezia. Ma non c'è alternativa a questo. E finisco veramente, questo discorso del turismo, che di fatto adesso è il modo con cui a Venezia arrivano soldi, arriva gente, capisco che avere un turista ogni 1.000 abitanti non è il massimo, 1.000 turisti ogni abitante non è il massimo, però anche su questo bisogna cercare di trovare il giusto equilibrio che può permettere appunto di utilizzare anche questa risorsa anche per il bene dei residenti. Alternative non ce ne sono tante, secondo me, da questo punto di vista. Ecco, essere contro il turismo vuol dire essere contro anche i residenti, se ci ragioniamo un po'. Bisogna però naturalmente trovare il giusto equilibrio, il giusto modo di fare. Ecco, qui naturalmente sono stato forse meno convincente dei numeri che vi ho mostrato prima, però adesso magari ne parliamo insieme e sentiamo un po'. Grazie. Grazie moltissimo Giampiero, ci ha dato veramente una serie di spunti notevolissimi e lo scopo è anche quello di parlarne. Quindi a voi la parola a questo punto. Qualcuno ha voglia di fare delle domande o delle osservazioni, delle riflessioni? Guido Zucconi. Vi pregherei, perché c'è la registrazione, di dare i vostri nomi. Vieni qua Guido. Se no c'è il microfono. Sì. Guarda. Guido Zucconi, Eccolo. sono l'ultimo in ordine alfabetico. Lei all'inizio ha parlato di un'anomalia del Veneto, un'anomalia sul piano demografico. Poi è un tema che si è andato un po' dissolvendo. Potrebbe dirci qualcosa di più? Raccogliamo un po' di domande? Sì. Sì. Qualcun altro ha voglia di intervenire? Prego. Solo una precisazione, nei saldi demografici del centro storico e Scusa, di la tua... Franco Vianello Moro, nei saldi demografici del centro storico e della terraferma, lei ha sostenuto che i meno 283 registrati a Venezia sono più 250 e qualcosa in terraferma, ma domando, è lo stesso insieme o sono 250 in più il saldo positivo della terraferma che è dato fra quelli che escono dalla terraferma e vanno nel circondario e i nuovi che entrano a Mestre? Rispondiamo a queste due prima. Comincio dall'ultima che è più facile. Questi meno 283 e più 250 sono proprio passaggi fra Mestre e il centro storico, quindi sempre a saldi naturalmente, ma sono questi. Poi c'è tutta la parte, quando vede la slide, la vede, di ingressi da fuori, come si chiama, ingressi sia nel centro storico, pochi in realtà, sia a Mestre, che vengono dal resto del mondo, diciamo così. Per fortuna, è anche uscite, entrate e uscite, per fortuna appunto praticamente il vostro ufficio statistico del comune riesce a dare dati proprio trattando centro storico, estuario e terraferma come se fossero 3 comuni distinti. Quindi riesce a dare dati, riusciamo a avere dati molto dettagliati proprio anche sugli scambi interni del comune. È un caso abbastanza unico perché di solito gli altri comuni non danno dati così dettagliati.
Sull'anomalia del Veneto, il Veneto è una regione dal punto di vista demografico abbastanza particolare perché ha sempre, parlando qua un po' di storia, ha sempre vissuto momenti molto violenti. Cioè, per esempio, ha iniziato il calo delle nascite molto tardi, più o meno negli anni 20 del Novecento, mentre per dirti in Piemonte il calo è cominciato alla fine dell'Ottocento, una generazione prima, però poi il calo è stato molto violento, molto rapido. Lo stesso sulla mortalità, noi avevamo fino agli anni 70 più o meno una mortalità degli adulti peggiore rispetto alla media, per esempio rispetto alla Lombardia, e poi abbiamo avuto negli ultimi anni un miglioramento spettacolare della sopravvivenza. Anche sulle migrazioni, noi siamo passati come Veneto nel giro di 2 o 3 decenni dad essere un paese che mandava via un sacco di gente. Pensate che ancora negli anni 50 dal Veneto sono usciti più di 500.000 persone, in particolare dal Polesine, ma non solo. Ricordo il mio paese, Campo San Piero, avevamo un flusso continuo verso il Venezuela, che adesso a dirlo adesso pare una cosa di fantascienza, ma funzionava così, insomma, no? E siamo passati nel giro di pochi anni a diventare invece un posto dove la gente arrivava. Quindi la velocità di questi cambiamenti fa capire anche alcune cose per cui certi episodi anche di razzismo, di difficoltà, di cose eccetera sono legati anche a quando voi avete un cambiamento così violento nel giro di 1 o 2 generazioni, capite che è difficile per le mentalità riuscire a starci dietro a un cambiamento. Io posso fare quante conferenze voglio dicendo che le migrazioni sono una cosa buona perché ti permettono bla bla bla, però e ne è Anchise e compagnia briscola, però le persone ti dicono, sì ho capito, però io qui prima mi riconoscevo in questo posto, adesso non mi riconosco più perché è tutta gente che viene da fuori, non so con chi parlare, non mi capiscono quando parlo o robe di questo tipo. Ecco, quindi tutto il discorso dell'integrazione è una cosa molto complessa. Ecco, la rapidità dei fenomeni non aiuta l'adattamento ai fenomeni stessi. Ecco. Purtroppo invece quando parliamo di Venezia la cosa è un po' triste perché ormai è da 70 anni che abbiamo un declino continuo di popolazione nel centro storico. Il fatto che non si sia riusciti a porre fine un po' a questa cosa vuol dire che evidentemente era molto difficile farlo o che non abbiamo messo in atto le azioni giuste. Ci ho risposto, più o meno, insomma. Certo. Prego, dica il suo nome per cortesia. Volevo dire al professore e a tutti voi che quest'anno sono 100 anni dall'unione amministrativa di Mestre Venezia che è stata attuata con decreto di Mussolini nel 1926. Volevo chiedere al professore se, come l'esempio virtuoso del Cavallino che si è separato ed è rifiorito non solo per questioni di bilancio ma anche per qualità della vita, secondo lei il fatto che il Venezia insulare non abbia un'autonomia può avere inciso anche sul calo demografico? Grazie. C'è un'altra domanda. C'è un'altra, Guardi. sì. Grazie. Mi chiamo Massimiliano Maviglia, riprendo il tema del collega. C'è un tema anche di rappresentatività evidentemente, no? Nel senso il centro storico si spopola e conta di meno, le elezioni comunali lo dimostrano, purtroppo lo dimostreranno anche in futuro. Tra le soluzioni nell'ultima riga sui pontini probabilmente bisognerebbe pensare anche a una ristrutturazione del piano amministrativo del comune. Accettate anche domande da lontano? Sì, credo di sì. Da te sì, Andrea, Ce n'è certo. un... Sono Lascia- raccomandato. No, una domanda soltanto, Giampiero, sono grato di questa interessantissima discussione di cui dovremo riflettere a lungo. Ma rispetto alla questione della farmacia di San Bortolo, qual è da grande demografo quale sei, qual è la tua opinione? Che sia un indicatore veramente significativo, il fatto che rifletta
percorsi che accadono in tutti i centri storici delle grandi città europee, per esempio delle città d'arte in tutto il mondo. Qual è il tuo rispetto? Cioè, ti preoccupa l'indicatore di Campo San Bordolo, che è diventato l'indicatore della rovina e di un'idea di Venezia che va a morire, che molti di noi non condivide. Donatella, io non la condividiamo, cioè la città è viva, ci sembra viva, vediamo la città viva, eccetera, e non riflessa in quell'indicatore. Emanuele Bordigato. Io invece, diciamo, con la mia domanda riporto lo zoom in campo largo. Ho letto recentemente delle statistiche che vedono la popolazione in età lavorativa, soprattutto giovani laureati, diciamo, emigrare, lasciare l'Italia, lasciare il Veneto, soprattutto il Veneto. E quindi volevo capire, dato che già lo scenario è preoccupante, volevo capire se quello scenario che c'è un attimo delineato era al netto anche di un fenomeno migratorio europeo, quindi in cui una quota parte dei giovani, forze fresche che vanno a inserirsi nel mondo lavorativo, se ne va dall'Italia, e quindi la tassazione che potrebbero produrre, anziché essere impiegata nel welfare italiano, viene impiegata nel welfare di un altro Stato. Grazie. Sì, allora facciamo un giro di risposte, poi magari... Sì, certo. Allora, il discorso dell'autonomia, credo che il modo buono di declinare la cosa è proprio quello che è stata detta alla fine. Cioè, nel senso che se tu ho messo apposta, si può rimettere la slide un attimo, eccola qua. Se voi avete quasi 200.000 persone che stanno a Mestre e 50.000 persone che stanno in centro storico, è evidente che da un punto di vista elettorale, eccetera, contano molto di più le 200.000 persone che stanno a Mestre. Non c'è niente da fare, cioè questo è il gioco. È lo stesso problema che ha la provincia di Belluno, che è nel collegio elettorale assieme a Treviso. È evidente che il suo peso è inferiore anche nel modo con cui vengono fatte le proposte e tutto quanto il resto rispetto a Treviso. Allora, che a questo si ponga rimedio separando da un punto di vista amministrativo il Comune di Venezia dal Comune di Mestre, non lo so, nel senso che non sono in grado di dire se è questa la soluzione, anche perché, ripeto, io non essendo di qua non ho neanche ben presente, se volete, tante cose, eccetera. Avete avuto anche sindaci veneziani? Non è che non li avete avuti, cioè, c'è il mio amico Costa, c'è stato Cacciari e compagnia, cioè, quindi non è che ci sono stati sempre sindaci di Mestre, no? Eppure il declino è continuato, quindi non è solo questa la questione. È evidente però che, secondo me, per il centro, cioè ci fosse anche il Comune autonomo di Venezia, cioè se dovesse campare con una logica uguale a quella di tutti gli altri comuni d'Italia, cioè non ce la può fare da solo. Cioè c'è bisogno che della cosa si faccia carico una cosa a livello nazionale, cioè l'idea della legge speciale era giusta secondo me, che poi si chiami legge speciale o come la volete chiamare voi, perché, e ripeto, è lo stesso discorso del Mose, cioè per dire, perché mai l'Italia deve mettere 40 milioni l'anno per il Mose? Lo deve mettere perché Venezia è un patrimonio di tutti, cioè che Venezia sia viva è un patrimonio di tutti, deve essere questa un po' la cosa che passa come concetto, come roba. Ecco, quindi questo è quello che posso dire io sul discorso dell'autonomia. Io credo che Cavallino probabilmente era già un'entità per conto suo, molto, perché Cavallino, a differenza degli altri posti che abbiamo detto, c'è possibilità di arrivarci, non solo in barca, insomma, cioè, questo è una cosa molto importante. Cioè. Ecco, invece il discorso che dice Rinaldo, secondo me, è un discorso interessante, cioè noi non dobbiamo avere, credo, l'ossessione della demografia, cioè non è che perché la popolazione sta calando vuol dire che andiamo verso la disperazione, la cosa, eccetera. Quello che però bisogna sottolineare fortemente è che una popolazione funziona se ha un ricambio importante in termini di famiglie. Cioè Venezia deve ridiventare il più possibile un posto dove una famiglia ci sta volentieri.
Questa deve essere un po' la cosa di fondo. Poi la popolazione può anche continuare a calare se si vuole, però è importante che una coppia, se decide di mettere su casa, non consideri impossibile mettere su casa a Venezia. Questa è la questione di fondo, perché in realtà tirar su bambini a Venezia ha anche dei lati positivi fantastici. C'è anche quello, però bisogna che questi lati positivi fantastici devono riuscire a mettersi insieme anche a una diminuzione delle penalizzazioni che ci sono. Questo deve essere la cosa, perché, ecco, quindi su questo bisogna vedere. Il discorso dell'uscita dei giovani, questo è un tema molto importante. È vero che su questo il Veneto è messo peggio di altre regioni. Cosa vuol dire messo peggio? Se voi andate a vedere, ci sono dei flussi migratori dal Veneto verso l'Emilia-Romagna e dal Veneto verso la Lombardia. Quelli verso la Lombardia si possono anche capire perché la gente va a lavorare a Milano, ma che la gente veneta vada a lavorare a Modena, a Parma o roba di questo tipo, vuol dire che c'è qualcosa che non vale nella nostra regione da questo punto di vista. Cioè, su questo è fondamentale in generale a livello nazionale che non ci sia una penalizzazione così forte che c'è per i giovani in termini di stipendi e in termini di possibilità di carriera. E questo vale per tante professioni. Cioè, io ho 2 miei nipoti che sono infermieri e loro ti dicono, cioè, hanno cominciato a lavorare subito, appena hanno finito, a 23 anni, ma loro sanno che l'unico modo per guadagnare un po' di più è l'anzianità. E loro dicono, ma perché se io ho voglia invece di impegnarmi, di fare altre cose, uno si è messo a fare un master, una cosa, so che questo non mi porterà niente in termini di stipendio, niente in termini di carriera. Cioè, capite? Questa roba qua non funziona, non sta in piedi, e lo possiamo dire anche per gli insegnanti, lo possiamo dire per tante altre cose. Cioè, all'estero i ragazzi non cercano solo soldi, trovano anche qualcosa che non trovano qua da noi, che è la valorizzazione dei giovani. I giovani sono valorizzati molto meno. Adesso noi dobbiamo discutere di assumere da noi gente che ha 40 anni, che è 10 anni che fa ottime produzioni scientifiche, ma viene assunto come ricercatore a 40 anni. Cioè, non si può vedere una roba del genere. Cioè, è chiaro che se gli offrono di andare fuori, se non hanno vincoli, eccetera, e vanno via anche con rimpianti, perché in Italia si sta bene. Cioè, te lo dicono tutti quelli che tornano dalla Danimarca, o quei posti dove c'è adesso, dove c'è buio per 20 ore durante le... Cioè, però ti dicono anche, ma io qui mi hanno dato la possibilità, anche perché quelli che vanno fuori spesso sono anche i migliori, o quelli che hanno più intraprendenza, più voglia, eccetera. Ecco, per cui, ecco, e l'altra cosa è che noi dobbiamo, e questo si parlava prima di Marghera, eccetera, dobbiamo puntare sempre di più a industrie, a attività in cui, come si dice, ad alto valore aggiunto, cioè da questo punto di vista il turismo, insomma, fa fatica, cioè sì, qualcosa sì, ma c'è anche tante cose che non portano la voglia a un ragazzo di impegnarsi per poter costruire qualcosa che gli dia poi un futuro migliore e più forte. Ecco, quindi aver perso quelle 2 gigafactory che si dovevano fare in Veneto, che le hanno dato avanti a farle da altre 2 parti, è stata una sciagura, secondo me, da questo punto di vista. E bisogna invece su questo, io speriamo che la nuova amministrazione sia più oculata e abbia più la capacità di guardare avanti e di fare ponti d'oro. Sono inutile che io e Andrea Rinaldo andiamo in università a insegnare ai ragazzi le cose e uno studente ti costa circa, oltre alle tasse che paga, circa 10.000 euro l'anno, e dopo quei 50.000 euro che lo Stato spende se li prende la Danimarca. Non va bene, no? Venissero i danesi qua, ma non vengono. Cioè, voglio dire, se fosse lo stesso numero di danesi e di tedeschi che viene in Italia, tutto bene, ma questo non sta succedendo. Altre osservazioni? Nessuno vuole intervenire? Vabbè, allora se non ci sono altri interventi vi do appuntamento mercoledì prossimo al Museo di Storia Naturale
per la lezione di cui avete visto nella locandina. Vi raccomando di dare un'occhiata al sito dell'associazione, che è molto attivo e che vi racconta un sacco di cose. La lezione di oggi, per quelli che non hanno potuto entrare in sala, sarà messa online nel giro di qualche giorno, il tempo di lavorarci, e continuerà quindi la serie di lezioni che è sempre stata disponibile. E raccomando a tutti di partecipare alla vita della nostra associazione, che come... Ecco, se posso forse dire una avete visto- cosa, sì, su certo. questa storia degli affitti turistici, visto che si è aperta questa breccia adesso come possibilità di intervento dei comuni, eccetera, un'associazione come la vostra ha tutte le carte in regola per porlo come un tema importante nella campagna elettorale. Ponetelo seriamente. Probabilmente lo sapete, ma è un po' una risposta a Giampiero. A Venezia è stata molto attiva l'associazione ATA, Alta Tensione Abitativa, promossa da Andrea Segre, il regista Andrea Segre, che si è fatto leader a partire da un film che aveva fatto, Welcome Venice, probabilmente l'avete visto, proprio di questa attività e movimento e sensibilizzazione nei confronti di una legge nazionale rispetto alla quale questa che hai citato è stata un po' una risposta. A Venezia in particolare noi avevamo la mozione promossa, presentata da Pellicani, che non è mai stata recepita dal Comune di Venezia. Era l'unico comune in Italia che già prima di questa legge ultima di cui hai parlato avremmo potuto fare qualcosa, non è stato fatto. Ha perfettamente ragione, una delle questioni più importanti, credo, nella prospettiva della prossima amministrazione, spero, perché credo che sia veramente un punto nodale, con tutti gli aggiustamenti e le attenzioni di cui parlava un momento fa Giampiero, perché ci rendiamo ben conto che ci sono delle persone che vivono sul loro affitto Airbnb, ma oltre alle persone che vivono di Airbnb ci sono delle gigantesche società che sono società che non sono il singolo individuo che arrotonda lo stipendio affittando una stanza, ma sono delle società multinazionali che sfruttano Venezia per quello che può essere sfruttata e munta come se fosse una vacca. Basterebbe anche togliere l'autocertificazione dell'idoneità del bene, basterebbe solo quello per cominciare. È una delibera recente. Sì, infatti. Comunque bellissimo, bravissimi. Ve ne siamo grati. Grazie. Grazie.